È un po' come timonare dalla tolda di una nave, dal posto di comando di una delle opere idrauliche, delle tante che ci sono sulla pianura veneta. Questi sono dei piccoli rigagnoli, ma diventano un problema quando il clima fa le bizze, e capita piuttosto spesso. Infatti bisogna tenere sotto controllo le rogge, tutti i rii, i corsi d'acqua, perché il bene più prezioso non si trasformi in un pericolo per la comunità. Si tratta di una rincorsa al cambiamento climatico dove l'uomo, per forza di cose, è sempre un passo indietro. Questo è un piccolo scolo tra Nove e Marostica, si chiama Torresino. La sua bucolica, debole corrente diventa ingovernabile non appena il sistema idrografico della Pedemontana subisce i rovesci del tempo e la strada, con i campi circostanti, ormai molto urbanizzati, finisce sott'acqua, con automobilisti nel fosso che hanno più volte rischiato di affogare. Dovuti soprattutto agli sviluppi anche urbanistici degli ultimi 30 anni. È una situazione grave che comporta, con gli fortunali degli ultimi anni, soprattutto allagamenti continui del manto stradale, mettendo anche a rischio le persone che transitano, anche perché la strada in più punti va letteralmente sott'acqua e quindi il ciglio e il fosso non si vedono. Alla fine, per questo tratto di meno di 1 chilometro, dalla regione sono arrivati 550.000 euro che metteranno in sicurezza, si spera, l'area. Ma questo dà la misura di quanto costi l'intero sistema idraulico da tenere sotto controllo. È cambiato il clima e si vede cosa fanno. Cosa succede quando ci sono degli eventi meteorologici importanti, ma è cambiato anche il territorio, perché la trasformazione del territorio da territorio agricolo a urbano porta a questi fenomeni esasperanti. Anche perché questi piccoli scoli della Pedemontana, come i canali di irrigazione, sono essenziali per l'economia agricola, quando si devono subire lunghi e frequenti periodi di siccità. Abbiamo sempre più difficoltà anche perché ci stanno venendo avanti delle normative europee che ci impongono di rilasciare maggiori portate d'acqua nel fiume Brenta e quindi la disponibilità d'acqua per usi agricoli è sempre minore. Stiamo cercando di ovviare a queste problematiche facendo progetti di impianti a pioggia e anche in questa zona siamo in attesa di finanziamenti e speriamo di avere un'ottima trasformazione del territorio da impianto da irrigazione a scorrimento a pioggia proprio per avere maggiore disponibilità di risorsa idrica. L'irrigazione a pioggia garantisce rispetto a quella dei canali, che è poi quella cosiddetta a scorrimento, un risparmio dell'80% di acqua. E visto quanto costa tenerla sotto controllo, è il caso di pensarci per tempo.